Apro la votazione. Presenti 17, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0, non votanti 1, votanti 16. La proposta è approvata. Una brutta pagina per la nostra città, perché è un voto che non rispecchia la volontà dei cittadini. Purtroppo è mancato il rispetto nei confronti della nostra popolazione, i nostri cittadini non si meritavano un trattamento così. Non ci sembrava il caso che il Consiglio Comunale, come ho detto oggi, usasse questa bacchetta magica e trasformasse quest'area in commerciale proprio in quel luogo lì e con queste perequazioni che ci lasciano molto perplessi. Più che di delusione bisognerebbe parlare di sconcerto quando in politica, come nella vita di tutti i giorni, si palesano giravolte inaspettate. È accaduto durante la votazione delle controdeduzioni al piano urbanistico attuativo in variante al piano degli interventi in via Vittorio Veneto, per intenderci area ex Agip, dove da oggi inizierà la progettazione della nuova area commerciale. Alla chiamata al voto, l'obiettivo di far mancare il numero legale è fallito. Roberto Ferro di Forza Italia, contrariamente alle indicazioni di partito che si rincorrevano fino a pochi minuti prima, è rimasto al proprio posto pur non partecipando al voto. Una trattativa in extremis consumata proprio in avvio di discussione, inquadrata dalle telecamere dello streaming dell'aula consiliare che mostrano la richiesta insistente del capogruppo di maggioranza Lorenzo Bortoluzzi rivolta proprio al consigliere Ferro, sfuggita forse ai più, ma evidentemente dirimente. Ferro si è negato al microfono di Antenna 3 e ai taccuini dei cronisti e il futuro del gruppo di Forza Italia probabilmente rimane appeso a un filo, in attesa delle decisioni conseguenti del consigliere Francesco Lagrua, che ha lasciato l'aula anzitempo. Abbiamo assistito a una sceneggiata un po' assurda, nel senso che molti consiglieri della maggioranza, ma non in numero sufficiente a far mancare il numero legale, sono usciti dall'aula perché non se la sono sentiti di prendere questa decisione di far passare la delibera che consentirà di realizzare un supermercato a Bardenic. A Bardenic il quartiere è in rivolta. Io sono un po' deluso da questo voto, però la battaglia non finisce qui. Infatti giovedì 2 aprile alle ore 20 ci sarà l'assemblea frazionale dove appunto parleremo e discuteremo con la popolazione di quello che è successo, delle controdeduzioni e delle prossime contromosse da operare. Defilato ma rincuorato a 7 anni dall'acquisizione della proprietà dell'area Alessandro Buzzatti della società Acil Canguro. Sono molto contento perché è stato un iter molto lungo, dico sofferto, purtroppo a volte, mi spiace dirlo, ma credo anche un pelino strumentalizzato. Siamo arrivati, posso dire, alla fine e adesso sì, cominciamo con la parte di progettazione